Sicilia, diario di un amore underground di Franca Righi, 25 luglio, San Vito Lo Capo. Ho trovato una sistemazione splendida, un appartamentino tutto per me in riva al mare. Fatico a dire cosa provo perché è una gioia inverosimile essere seduta in poltrona davanti al balcone affacciato sulla bianca spiaggia. È il sogno che ricorreva da anni. Ora un sogno vivo, il mare, fotografia di un desiderio, l'altra faccia della mia realtà, il mare e la sua eterna voce, il cielo quando è tutte le parole della terra, mare, cielo, terra. Vi è come il presagio di una comunione antica, il divino passaggio all'unità in cui ogni contrasto è spento e il demone soltanto, lui solo, nasconde, oltre i confini della logica, comprende e vive. 27 luglio, le panchine. C'è tutto un mondo sulle panchine, un ricambio di gente, la sera i ragazzini, coppiette, comitive, il sabato e la domenica famiglie che si danno appuntamento sempre sulle stesse. Durante il giorno, invece, la panchina è il regno dell'anziano. Al mattino presto e fino all'imbrunire se ne trovano alcuni, poi ne arrivano altri e stanno insieme ore e ore a chiacchierare e a guardare la vita scorrere dinanzi. Le donne non si vedono, a meno di entrare in chiesa o in un negozio. Solo allora si potrà sentire la loro voce. È un mondo così diverso dal mio. Si potrebbe scrivere una storia di viaggio in Sicilia come metafora di un cammino verso qualcosa che non finisce mai. O forse non esiste. Quest'isola, come meta prossima, è mai raggiunta. Siesta. Il cuore si adagia in questo azzurro immenso regno d'acqua e di vento, di rocce e gabbiani, splendori che mutano al passare delle ore, echi divini di una sola armonia. La tua voce, appena entrata nelle mie orecchie, è corsa dritta al cuore e l'ha abbracciato forte. Mi sembra di vederti abbronzata come non mai, bellissima nel tuo camicione giallo. Così. Parla di te un flauto cileno che amoreggia col vento. Anche il mare ti guarda. Sei bella, china sull'orto che hai seminato. Ora sei pronta per la tua passeggiata. 28 luglio. C'è un viaggio che è l'attesa di giungere a una meta e un viaggio che è l'andare e basta, per cui la storia si riduce al racconto di quel viaggio. In ambedue i casi si esce da sé, dalle abitudini per andare altrove, ma in un'ottica diversa che corrisponde alla diversa impostazione nei riguardi della vita. È possibile che ciascuna di queste visioni sfoci nell'altra, ma è bene distinguerle. Sono realtà diverse. Realtà. Il treno quando sono in treno e mi lascio guidare dai sensi. Non dover badare a dove si mettono i piedi. Così senza coscienza vigile percepire in modo globale tutto ciò che ci raggiunge. Il paradiso. L'immagine che accompagna il viaggio. Questo istante. Un'amalgama di emozioni diffuse, pacate. Un'armonia. Poi la natura. Questa idea di cui mi riempio la gola, gli occhi e il cuore. Tutto ciò che accompagna il mio viaggio è questo. Un po' di paradiso, un po' di realtà, un po' io, un po' non io. Poiché anche la morte vivo. E se esiste il paradiso, come credo, ci arriverò su di un treno. Sarà come attraversare il ponte della Serenissima a Venezia. Un vecchio stamane diceva: le montagne stanno ferme, ma gli uomini no. Gli uomini si incontrano. Il paradiso potrebbe essere così. Mentre guardo gli aranceti rifletto sull'amore, sulla natura, sulla bellezza. Arrivo a queste discutibili conclusioni. Non amiamo la natura di per sé, ma possiamo amarne la bellezza, che è un riflesso del divino, e perciò contemplarlo, adorarlo. La bellezza diventa allora più forte dell'amore, poiché possiamo perderci in essa come fra le braccia di una buona madre. E solo in virtù di questa perdizione, di questo abbandono consolatorio, giungiamo a sentire, a creare armonia. 2 agosto, spiaggia San Vito. Guardo il cielo. Guardo come riesco a guardarlo, muovendo la testa per poterlo vedere nella sua estensione. È così grande. Si potrebbero scrivere storie e storie. C'è posto per tutto. Un mondo altro, il mondo delle idee, come dice Platone. Guardo fin dove arriva il mio sguardo all'orizzonte, dove il mare è bellissimo e il cielo sembra cadergli dentro. Lo spazio è un mistero
E Dio all'orizzonte sa che possiamo incontrarlo, poi possiamo giocare col pensiero e immaginare che la terra sia piatta e laggiù in fondo stiano le porte del cielo, che basti toccarle perché si alzino a dischiudere tutti gli elementi. Così vedo il cielo, la terra, l'acqua. Manca il fuoco, ma c'è il sole che da dietro illumina tutto. 6 agosto. Pasqualina è molto ospitale. Mi ha suggerito di andare a mangiare a pranzo da Peppe, dove avrei speso un po' meno. Ottimo cibo, squisita la gentilezza. Ho conosciuto anche la nipote di Pasqualina, che resta con me in terrazzo a parlare delle cose che ama. Ma adesso, dice, noi siamo tutto il nostro presente. Questa frase è il leitmotiv di quest'estate. Ne colgo gli effetti sotto le palme odorose dei giardinetti affacciati sulla spiaggia. Qui tutto è luce, colore, l'azzurro del mare, la sabbia bianca, i coralli sul bagnasciuga, il rosso al tramonto del Monte Monaco, la grande bellezza. La mia vacanza sta per finire. I preparativi sono in corso. Zaino, valigia. Chiudo qui il mio diario per conservare nel silenzio dell'anima ogni istante di questo viaggio. Tornerò il prossimo anno. Notte al balcone. Notte mia che te ne stai distesa. A me sempre appari grande quando dai tetti ti guardo, ultima pietra da cui posso guardarti, governare silenziosa. Una stella vorrei essere per bermi la tua essenza, per udire il misterioso tuo canto. Ma tu, notte mia, potrai riconoscermi dalle imperscrutabili stanze del tuo regno. Che quando ti guardo io più non sono certo di avere le ali. Il mondo tutto sembra illanguidirsi e scolorire come una parola incorruttibile che non mi è dato dire. 2 agosto 87, un anno dopo. Riserva dello zingaro. Un silenzio inaudito avvolge ogni cosa. Mi guardo attorno. Sentieri si inerpicano lungo le fiancate del monte. Arrivo alla grotta. Prima di mettermi a scrivere, quando ancora cercavo penna e quaderno, pensavo al giorno, il primo giorno che visitai questo luogo 365 giorni fa, esattamente un anno. La meraviglia. Il marito di Pasqualina nel frattempo era morto. Non ero presente. Ma ora che sono qui, immagino a ritroso compiersi la funzione dello strazio di chi perde l'amore di una vita. Pare persino di udire le campane che suonano a morto di San Vito mentre io medito sulla vita e sull'essere per la morte. Oggi ho rivisto le stesse persone, ieri come allora. Chi potrebbe dire che sono trascorse intere stagioni? Stesso cielo, stesso mare, stesso vento. E il faro, a guardia di questo piccolo paradiso. Eraclito mi contesterebbe, ma è il ritorno dell'uguale, perché se è vero solo ciò che sento, sono sola come allora. La mia adorata, come sempre in estate, ha letto gli anni con i suoi anziani genitori, e io ancora qui come una pianta a cui è stata estratta troppa linfa. Credo che la natura non sia sorda, al contrario, percepisce i nostri umori e li assorbe. E tanto più si è soli, tanto più si è propensi ad essere creativi. Non nei deserti si imparano i segreti delle arti, ma è là che il pensiero si innalza e si impara a creare. La solitudine fu il mio maestro. È una citazione da Gérard de Nerval, Solimana e la regina del mattino, che ho con me. Marzo 2020. Sono tornata per molti anni ancora a San Vito. Una volta con i miei parenti, una volta con un paio di amici, le altre volte da sola, alloggiando in un mini. Ogni viaggio con mezzi diversi, una volta in treno, una volta in macchina, più spesso in aereo sulla linea Bologna-Trapani. L'ultima volta che venni fu a Pasqua 2014 con C, la mia compagna. Era il nostro 31esimo anno insieme, metà della mia vita e più di metà della sua. Alloggiammo al Miramare. Noleggiata una navetta, andammo a visitare Erice, Segeste e ancora giù fino a Trapani per assistere ai misteri della Settimana Santa. A San Vito moltissime cose erano cambiate. Allora c'erano un paio di bar sulla spiaggia, nessun lido, niente di niente. Natura. Nel corso degli anni era diventato talmente famoso che sono nati alberghi e ristoranti a dismisura. È finito sulle pagine di riviste specializzate, fanno la festa delle aquiloni, il couscous.
Una vacanza invidiabile. Tuttora ho un ricordo vivissimo di quella Pasqua 2014 insieme al Cio. Mai avrei immaginato che sarebbe stata l'ultima. Nel 2016 un'imponente emorragia cerebrale l'ha colpita, spazzando via non le emozioni, ma la parola, la scrittura, il cammino, il nutrimento e infine 2 anni dopo la sua giovane vita nel 2018, proprio nei giorni della Settimana Santa. Sono tornata in Sicilia nell'ottobre 2019, un volo diretto Bologna-Catania, 4 giorni solo, per andare a fare le visite al cimitero sul mare di Letojanni.